benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme i principali titoli. Niscemi, l'emergenza frana non si ferma, oltre 1700 persone fuori casa, zona rossa ancora chiusa per il rischio di nuovi cedimenti. Continuano i lavori di messa in sicurezza e l'assistenza agli sfollati. Perdere la casa è perdere se stessi. Siamo entrati dentro le case che si svuotano. Sul posto l'esercito per riaprire strade e garantire l'accesso alle aree rurali. Dopo il ciclone Harry, nuovi sopralluoghi nel Messinese. Domani la visita del ministro Salvini con il presidente Schifani. La regione avvia il bando per i primi ristori alle imprese colpite. Catania torna percorribile il lungomare, riaperto il tratto chiuso per i danni del ciclone e per l'abbattimento del ponte di Ognina. Traffico su 2 corsie a senso unico. Montagna Reale, il mistero dei 3 cacciatori morti. I RIS proseguono gli accertamenti nei boschi. Si indaga sulla possibile presenza di una 4ª persona. Palermo tra campo e mercato. Domani la sfida al San Nicola contro il Bari. Inzaghi carica la squadra mentre si raffredda la pista a Tramoni, considerato incedibile dal Pisa. Catania, fiducia e ambizioni in crescita. Sabato la sfida contro il Sorrento a Potenza. Toscano pensa a qualche rotazione dopo le vittorie che hanno rilanciato i rossazzurri. Bentrovati, in apertura rimaniamo a Niscemi, un paese che è stato sfregiato da una enorme frana e da cui ormai da domenica gli abitanti sono dovuti andare via dalla zona rossa causata appunto da questa frana. Si tenta un lento ritorno alla normalità, salvati anche cavalli e pappagallini. Noi siamo entrati proprio dentro la zona rossa che è off limits. Vediamo. Dici cosa state facendo? Stiamo transitando la zona rossa per una questione di sicurezza. C'è un'ordinanza pubblicata, certo, i famosi 150 metri, che speriamo non si allarghino ancora. Stiamo entrando adesso insieme al direttore dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta. Questa è proprio la zona rossa, la zona ormai fantasma, abbandonata dai suoi abitanti perché è la zona più pericolosa. 1720 persone hanno dovuto lasciare queste case. Qua c'erano abitazioni, studi, una porzione di vita che non tornerà più. Non andiamo oltre quella che può essere una linea di 70 metri dal fronte di frana per ovvie ragioni di sicurezza. Che diventa pericoloso anche per voi stessi. Assolutamente sì. Questa fettuccina segna il limite ultimo, oltre questo limite non si può avanzare. A 30 metri da qua, come vedete, c'è il baratro, il precipizio, l'orlo di questa frana. Un precipizio lungo 4 chilometri, ma che potrebbe estendersi ancora. Davanti alla postazione dei Vigili del Fuoco c'è un triste pellegrinaggio. Gli sfollati devono essere scortati in sicurezza nelle case per prelevare oggetti e memorie di una vita, ma anche compagni con le ali. Erano rimasti nella casa? Sì, nella casa dove purtroppo ho perso tutto. Drammi familiari, ma anche aziende danneggiate, come questo allevamento di cavalli rimasto in zona rossa. Gli animali sono abbastanza, soprattutto i cavalli, sono abbastanza sensibili a tutto ciò. Però sentono anche loro? Lo sentono forse prima di noi, perché l'hanno sicuramente avvistato la frana qualche giorno prima di noi. Ci siamo organizzati creando un percorso specifico per evitare che i cavalli si facessero del male. Li avete salvati tutti? Abbiamo salvati tutti, sì. Abbiamo messo in sicurezza il territorio e cose abbiamo portato tutte in sicurezza. Recalcitrante fino all'ultimo, lo stallone arabo alla fine viene messo in salvo. Intanto nelle case torna l'acqua e il gas, il comune accelera sugli allacci delle utenze che avevano lasciato al freddo e al buio anche le scuole. Lunedì gli alunni potranno tornare in classe, le 3 in zona rossa verranno accorpate. Una normalità che dovrà fare i conti per molto tempo ancora con quel costone che è venuto giù. E adesso vediamo il dolore di chi è stato costretto a lasciare la propria casa in pochi attimi. Cosa scegliere di portare in questo viaggio di cui non si conosce la fine? Se lo domanda Lorena Dolci. Questa famiglia ha lasciato anche un cartello. Siamo sfollati al contatto per mettersi in contatto. State svuotando quello che potete? Stiamo prendendo le ultime cose prima che chiudano definitivamente la zona e non ci facciano più entrare a casa, tutti i ricordi di una vita. Buongiorno, avete impacchettato un po' tutto.
State lasciando? Come vede non è una cosa che non si vede, stiamo cercando di prendere almeno le cose più veramente di prima necessità. Siamo un po' accampati e giustamente questa è la situazione. Dove siete andati a stare? Dove vivete? Adesso proprio provvisoriamente in campagna, ma penso che si cercherà un'altra soluzione perché ancora c'è anche mia mamma, e quindi siamo in 5 e siamo un attimino ancora accampati, però stiamo cercando di reagire perché siamo veramente senza veramente sangue nelle vene. Questa era la sua casa, signora? Questa è la mia casa, sì. Purtroppo, signora, come vede, ci ha detto mia figlia che siamo in pessime condizioni. Forse è quella a cui costa di più lasciare questa casa. Certo, e logicamente, signora, questa è stata la casa che ci abbiamo fatto con i nostri sacrifici, quindi... Che cosa sta portando lei? Ma è il necessario, signora, perché in una casa abbiamo tante cose. Il necessario è l'inverno, stiamo portando cappotte, cappottini, maglie. Qualche ricordo? Qualche ricordo, sì, delle fotografie stiamo prendendo. Ma lei spera di tornare presto qua? Io penso di tornare, signora. Lei che pensa che non le piace più tornare a casa sua? Siamo tutti così, perché siamo affezionati alle nostre case, alle nostre piccole cose che ci abbiamo fatto. La cosa che noi abbiamo perso la nostra identità, perché perdere una casa non è una cosa qualsiasi, non è una cosa normale. Ecco, perdere la casa significa perdere tutto. E dopo la frana che ha colpito Niscemi, l'esercito è intervenuto per ripristinare i collegamenti stradali e scongiurare l'isolamento del centro abitato. Al lavoro anche gli ingegneri della brigata Aosta. Sono iniziati a Niscemi gli interventi dell'esercito dopo la frana che ha interessato il versante della collina verso la piana di Gela. I ingegneri del 4° reggimento Genio Guastatori della brigata Aosta sono impegnati lungo la SP12 e sulle strade vicine per migliorare la viabilità compromessa dallo smottamento. L'intervento è stato disposto su richiesta della prefettura di Caltanissetta a seguito del cedimento del terreno che ha reso impraticabili alcune delle principali arterie cittadine con il rischio di isolamento per la popolazione. Oggi i vertici del reparto proveniente da Palermo e già operativo anche nel Messinese Ionico hanno partecipato a una riunione tecnica al centro operativo comunale per definire le fasi dei lavori. I primi interventi riguarderanno la pulizia e il ripristino delle strade vicinali di collegamento tra le provinciali 10 e 12 con la realizzazione di un bypass alternativo. Quello che faremo è migliorare la viabilità e quindi ripristinare la pavimentazione dove è interrotta o rifarlo addirittura in quella che è la Reggia Trazzeria Niscemi San Michele di Canzaria, che è quella che abbiamo percorso venendo qui. Chiaramente l'obiettivo è quello complessivo, è quello di ricollegare l'abitato di Niscemi col fronte ovest, quindi la Caltanissetta Gela, bypassando a nord e poi a ovest il fronte franoso che si trova in questa zona e alleggerendo così il traffico sull'SP11, che è l'unica arteria principale rimasta disponibile al momento. Un lavoro complesso svolto con mezzi speciali del Genio che punta a garantire collegamenti sicuri anche per le attività produttive del territorio. In attesa degli interventi strutturali definitivi, la priorità oggi resta una: restituire a Niscemi la possibilità di muoversi e non restare tagliata fuori. Rimaniamo in tema di eventi climatici catastrofici, perché dopo il ciclone Harry c'è stato un nuovo sopralluogo nei luoghi devastati. Domani tocca a Matteo Salvini andare e insieme al presidente Renato Schifani andare nel Messinese. Intanto la regione lancia il bando per i primi ristori alle imprese, ma sentiamo tutto da Manlio Viola. Dopo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in Sicilia arriva anche Matteo Salvini. Il Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture si recherà prima a Melito di Portosalvo in provincia di Reggio Calabria, poi effettuerà un sorvolo sulle zone costiere di Calabria e Sicilia, quindi con il medesimo elicottero arriverà a Roccalumera per spostarsi poi a Furcisicolo e infine a Letojanni. Ad accogliere il Ministro ci sarà il Presidente della Regione Renato Schifani, che con lui effettuerà un nuovo sopralluogo istituzionale nelle località della costa ionica colpite dal ciclone Harry. Sarà presente anche il capo della Protezione Civile regionale Salvo Cocina ai sindaci del territorio. Intanto oggi la Giunta regionale di governo ha dato il via libera al bando per i primi aiuti alle imprese. Si tratta di 23 milioni di euro destinati ai ristori. La prossima settimana i danneggiati potranno avanzare le richieste all'assessorato attività produttive. Dell'erogazione si occuperà IRFIS. Vista l'urgenza e le condizioni in cui si trovano le aziende, non sarà richiesta né la regolarità contributiva né quella fiscale. Successivamente sarà avviata la cosiddetta fase 2, che prevede ulteriori somme sotto forma
forma di crediti agevolati per il 40% a fondo perduto, la restante parte restituibile in 3 anni. E il ciclone Harry ha distrutto lidi e strutture balneari. Il grido d'aiuto degli operatori del settore: rinviare la direttiva europea per agevolare la ripartenza e gli investimenti, interlocuzioni continue del sindacato di categoria con la regione. Tonino De Mana. Il ciclone Harry ha lasciato i balneari in un mare di guai e da Catania si leva alto il grido degli operatori del settore. Intere strutture sono state devastate ed ora serviranno aiuti straordinari per rimettersi in sesto e soprattutto bisognerà fronteggiare uno degli scogli più temibili, la burocrazia. Ad aggravare la situazione c'è l'incertezza sulla legge Bolkestein, secondo cui le concessioni demaniali in scadenza dovranno essere assegnate tramite gare pubbliche accessibili a tutti. Sull'argomento arriva la richiesta del presidente nazionale SIB-FIPE Antonio Capacchione. Che senza certezza sulla durata del titolo concessorio e quindi sulla Bolkestein la ricostruzione è impossibile. Senza la durata delle concessioni demaniali non possiamo stipulare mutui, non possiamo neanche pensare di investire. Senza il mare il turismo è ben poca cosa. Sono continue le interlocuzioni con la regione siciliana che ha già accolto i punti richiesti dal SIB: esenzione canone 2026, semplificazione delle autorizzazioni per esecuzione dei lavori, ripascimento e interventi di protezione delle coste e risorse immediate per iniziare subito i lavori. Altre richieste dovranno essere discusse su tutti: l'abbattimento dei tributi locali, Tari ed IMU ed il recupero dei fondi da PNRR. Il tempo stringe. Che stagione si prevede alla Playa? Uguale a tutta quella degli altri anni. Ci sono lidi che sono stati assolutamente devastati, ma grazie all'impegno delle nostre amministrazioni ci hanno garantito che ci porteranno ad avere la stagione aperta. La corsa contro il tempo è già iniziata. E a proposito di ristori, dal governo arrivano altri 11 milioni di euro per l'isola di Stromboli e l'integrazione di risorse per i danni causati del maltempo dell'ottobre del 2024. Ancora risorse appunto a Stromboli, lo annuncia il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci dopo la seduta del governo che ha deliberato l'ulteriore stanziamento di 11 milioni e 135 mila euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali necessario per il completamento delle attività di investimento e ripristino. E sarà ripristinato anche il lungomare di Catania, colpito duramente dal ciclone Harry. È stato chiuso per tanti giorni, ma oggi alle 18 ha finalmente riaperto tra Piazza Nettuno e Piazza Mancini Battaglia. Importanti novità per la viabilità in vista dell'abbattimento del ponte di Ognina. Vediamo com'è andata con Tonino De Mana. Completati gli ultimi ritocchi, è stato riaperto al traffico alle 18 in punto il tratto di lungomare tra Piazza Nettuno Battiato e Piazza Mancini Battaglia, interdetto per i danni causati dal ciclone Harry e per i nuovi lavori che prevedono tra l'altro l'abbattimento del ponte di Ognina. 2 corsie ed unico senso di marcia con limite di velocità fissato a 30 km/h. Importanti novità per la viabilità, come spiega il comandante della Polizia Municipale Diego Peruca. Che si apre contestualmente il cantiere per la riqualificazione della zona. Quindi ci sarà un senso unico di marcia in direzione da Piazza Nettuno a Piazza Mancini Battaglia e non più il doppio senso come avevamo prima. Quindi invito gli utenti a prendere atto di questa nuova disciplina veicolare. Qualche disagio ancora ci sarà e noi auspichiamo, invitiamo i nostri utenti, i nostri cittadini ad utilizzare correttamente i tratti stradali secondo la nuova disciplina. Ora più che mai sarà fondamentale l'utilizzo di via Barraco. I veicoli che prima percorrevano il senso di marcia tra Piazza Mancini Battaglia e via Nettuno saranno invitati a utilizzare, obbligati, io dico per meglio sottolineare la nuova disciplina veicolare, a utilizzare la via Barraco, che sostanzialmente è una parallela di questo asse stradale. Ripristinato anche l'impianto di pubblica illuminazione. Il triplice omicidio di Montagnareale ancora non ha un perché. Indagano la procura di Patti e i carabinieri. Si cerca di capire se nei boschi, insieme alle vittime, ci fosse anche una quarta persona. Francesco Triolo.
Le indagini sulla morte dei 3 cacciatori avvenuta nei boschi di Montagna Reale prosegue senza sosta, anche in mattinata, seppur con la pioggia e il maltempo. I carabinieri del RIS di Messina hanno effettuato nuovi rilievi, lì dove sono stati trovati i cadaveri senza vita dei fratelli Denis Pino, 26 anni, e Giuseppe Pino, 44 anni, di San Pierniceto, e dell'82enne di Librizia, Antonio Gatani, che si erano recati a caccia in quell'area boschiva incontrata Caristia, una zona frequentata da chi fa attività venatoria. Le indagini sono affidate alla sostituto Roberta Ampolo con il coordinamento del procuratore capo di Patti Angelo Cavallo. Bocche cucite e massimo riservo, anche perché si cerca di scavare nelle vite delle 3 persone, sentire sinora una decina di conoscenti e parenti per cercare di capire che tipo di rapporti avessero i 3. È diventata marginale, dopo un primo esame esterno da parte del medico legale, l'ipotesi di un omicidio-suicidio. 4 i colpi andati a segno, 2 ad una vittima, 1 ciascuno alle altre. Almeno così trapela. Si lavora sulla pista di una 4ª persona che sarebbe stata lì nelle campagne del dirupo ad una quindicina di minuti di strada dal centro di Montagna Reale, difficilmente raggiungibile in auto, più facilmente a piedi attraverso un sentiero tortuoso. Secondo i primi approfondimenti, i 3 sono tutti incensurati e senza apparenti legami con ambienti criminali, e ciò escluderebbe un regolamento di conti, e a quanto pare i fratelli non conoscevano l'altra vittima. Risposte ulteriori potrebbero arrivare dall'autopsia e dall'esito degli esami della balistica. Nuovo blitz dei carabinieri allo Zen 2 di Palermo, 8 le perquisizioni domiciliari, 5 gli arresti, tra questi un'intera famiglia dedita allo spaccio di stupefacenti. Desiree Ferlito. C'è un intero nucleo familiare tra gli arresti per detenzione e spaccio di stupefacenti nel corso di un'operazione coordinata dai carabinieri allo Zen 2 di Palermo, il cuore del quartiere. Padre, madre e 2 figli, di età compresa tra i 20 e i 50 anni, tutti impegnati nella proficua attività di famiglia. A insospettire i militari è stato il gesto repentino di una mano che, osservata da un carabiniere appostato sul retro dell'abitazione, ha lanciato dalla finestra un panetto di hashish del peso di quasi 100 grammi. I militari hanno atteso a lungo prima che la porta venisse aperta. La famiglia si è mostrata poco collaborativa, ma gli accertamenti avrebbero confermato i sospetti degli investigatori. Continua la pressione sulla criminalità e il controllo da parte delle forze dell'ordine nel quartiere, troppo spesso teatro di violenza, criminalità e sangue. Anche il nucleo elicotteri e decine di pattuglie impegnati nel nuovo blitz dei carabinieri. 8 le perquisizioni domiciliari, 5 gli arresti in totale. All'interno dell'abitazione di un 31enne già noto alle forze dell'ordine, i militari hanno sequestrato oltre 50 dosi di hashish, pronte per essere immesse sul mercato. Nel corso del blitz è scattata anche una denuncia per detenzione di un'arma a salve modificata, rinvenuta con 26 bozzoli. Inoltre sono stati sequestrati 2 fucili da soft air che verranno inviati ai RIS di Messina per accertamenti tecnici. Salvatore Iacolino è stato nominato direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Messina. Iacolino ricopre attualmente la carica di dirigente generale del Dipartimento regionale pianificazione strategica dell'assessorato della salute ed è stato commissario straordinario del Policlinico di Palermo. Il provvedimento verrà adesso inviato all'Assemblea regionale siciliana per il parere della Commissione Affari Istituzionali. Cambiamo adesso decisamente argomento e parliamo di teatro. Con me la grande tradizione di Edoardo De Filippo al Teatro Garibaldi di Modica, quasi 100 anni dalla sua scrittura di scena, la divertente commedia Ditegli sempre di sì. Teresina! Michele Murri, appena dimesso dal manicomio, è un uomo cortese, lucido e metodico. Tornato a casa dalla sorella, si ritrova però in un mondo dove la normalità è più sgangherata della sua mente ordinata. Il giorno per le stravaganze che facevi, fui costretta a farti ricoverare in manicomio. No, Teresina, io lo sapevo. Teresina, se vogliamo andare d'accordo, tu non mi devi parlare di questa cosa, hai capito? A quasi 100 anni dalla sua ideazione, sul palco del Teatro Garibaldi di Modica, Ditegli sempre di sì, di Edoardo De Filippo. Scritta nel 1927, la commedia, ancora attuale ma in scena con un tono più fresco, si fonda su situazioni paradossali in cui il confine tra ragione e follia si fa sottile e ambiguo. L'utilizzo di questo tema della pazzia serve a servizio di qualcos'altro e noi diciamo i pazzi bisogna assecondarli.
Secondo me Michele è pazzo perché gli si dice sempre di sì. La comicità, quindi, si intreccia a riflessioni profonde sulla natura dell'uomo e sulle percezioni del reale. Chi è davvero il pazzo e che cos'è, in fondo, la realtà? Prima di andare in pubblicità e passare allo sport, ancora una notizia, questa volta legata ai festeggiamenti in onore di Sant'Agata, perché è stato nominato Giovanni Cultrera e sarà lui a vincere la Candelora d'Oro di quest'anno. Domenica 1 febbraio alle 18:30 nel Salone Bellini di Palazzo degli Elefanti si terrà la 29esima cerimonia di conferimento della Candelora d'Oro 2026. Noi ci fermiamo adesso per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport. Campo e mercato per il Palermo che domani giocherà al San Nicola contro il Bari. Si allontana Matteo Tramoni, il Pisa adesso lo ritiene incedibile. Marco Gulla. È vigilia di campionato. Il Palermo infatti domani giocherà al San Nicola contro il Bari, ma sono ore decisive anche per il calciomercato. Nonostante un pressing costante del club rosanero e un'offerta economica di rilievo, circa 6 milioni di euro, il Pisa ha alzato il muro per Matteo Tramoni. Il club nerazzurro avrebbe infatti deciso di togliere il giocatore dal mercato, considerandolo un pilastro inamovibile del proprio progetto tecnico. Fallito l'assalto a Tramoni, il baricentro delle trattative si è immediatamente spostato verso Cremona. L'obiettivo numero 1 è ora Dennis Jonsen, un profilo che la dirigenza ritiene funzionale e soprattutto più sostenibile dal punto di vista economico. Piace anche ad Inzaghi. Sullo sfondo rimangono vive altre piste come quella per Dani Mota del Monza e Pierini del Sassuolo. In vista del match di domani a Bari, consueti dubbi di formazione per Inzaghi, che sembra orientato ad accantonare l'esperimento dello spostamento di Segre sulla tre quarti. I ballottaggi aperti sono due, uno in difesa tra Bresischi e Peda per il ruolo di braccetto di destra e uno sulla tre quarti tra Vasic e Leduaron per il posto da affiancare a Palumbo alle spalle di Poyampalo. Domani fischio d'inizio alle 20:30. Il mercato mi interessa poco, per me siamo una squadra forte e una squadra forte è una squadra forte che è riuscita in 21 partite a perderne solo 3. Vuol dire che è già pronta per poter fare qualcosa di importante. Poi la società, sappiamo che abbiamo una società importante, che se ci sarà qualche giocatore che potrà rafforzarci, e non è facile, non si farà trovare impreparata. Il Catania adesso che domani parte per Potenza, dove sabato giocherà con il Sorrento toscano. Ha più abbondanza dopo il mercato e può variare gli uomini, ma ha punti fermi importanti. Marco Carli. Altra tappa del cammino, tutte importanti per dirla con Toscano. A Potenza col Sorrento. Il Catania parte venerdì mattina, sabato alle 14:30 la partita. I rossazzurri sono reduci da due grandi iniezioni di fiducia, la vittoria di Monopoli che ha dato convinzione per le gare in trasferta e il dominio col Cosenza che ha ribadito l'infallibilità interna dei rossazzurri al Massimino. A proposito, l'unico pareggio casalingo è stato proprio con il Sorrento, prossimo avversario. È stata la squadra che ha pareggiato a Benevento, quindi ci vuole il miglior Catania sabato a Sorrento. Dobbiamo dare continuità ai risultati in trasferta dopo la vittoria di Monopoli, perché oggi il nostro percorso dice che in casa ci possiamo rimproverare poche cose, fuori casa qualcosa potevamo fare in più. Senza Casasola squalificato sono Raimo e Ponsi le alternative. In difesa Carnielutti e Ierardi si candidano come braccetto e contendono il posto ad Allegretto che ha fatto bene. Sicuro in mezzo Miceli. A centrocampo ballottaggio fra Corbari e Di Noia, in attacco solita abbondanza con Forte che scalpita per tornare in campo. Dopo il Sorrento riposo perché non si gioca a Catania-Trapani, una data che i rossazzurri accoglierebbero con favore per il recupero è quella del 18 febbraio. Fra le sfide di Siracusa e con il Giuliano. Si vedrà. Intanto c'è la prossima tappa, quella di sabato al Viviani. Una squadra forte e noi lo siamo, perché l'abbiamo dimostrato. Prepara le partite, affronta le partite tutte alla stessa maniera. Oggi che il campionato è entrato nel vivo, devi essere ancora più dentro questo concetto. Ci fermiamo ancora per una pausa, a tra poco.
Ritorniamo in studio. Prima di chiudere ancora una notizia in qualche modo legata al ciclone Henry, perché Autostrade Siciliane avvierà delle verifiche tecniche straordinarie su tutte le autostrade in gestione, la A20 Messina-Palermo e la A18 Messina-Catania e la A18 Siracusa-Gela. Le verifiche saranno effettuate congiuntamente dai tecnici di Autostrade Siciliane, dall'Ufficio Territoriale di Catania del Ministero delle Infrastrutture, con il supporto dell'ingegnere, del dirigente del Ministero. Verifiche dovute ovviamente allo stato delle strade dopo le abbondanti piogge e precipitazione. Questa dunque era l'ultima notizia. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Arrivederci.